sì, questo è... Bene. Sì, dite, dai. Dai. Due parole per dare un saluto di buonasera e anche di bentornato, perché di fatto è come a casa, al nostro amico Hans Kitzmüller. È vero. Io che pensavo di averla detta bene anche stavolta, invece... No, va bene. Io lo sono, ma penso tutti noi che siamo presenti, siamo molto curiosi di conoscere un pezzettino di Assemini che, come dire, è quello che, insieme ad altre cose, distingue e caratterizza questo territorio vicino a Cagliari. Cedo la parola a Sabrina. No, a Niside che presenta. Io dopo. Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di Novembre Letterario organizzato dall'Associazione Cambiamenti e dalla Parrocchia Oratorio San Pietro. Un saluto infinitamente grande a tutti voi che siete qui oggi. Un saluto ai ragazzi della pastorale giovanile della nostra parrocchia, un saluto a Sabrina e un saluto ad Hans. Io non lo dico proprio il cognome, così non rischio di sbagliare. Per noi è Hans e per noi oggi è un sogno che si realizza, per noi come associazione, perché abbiamo, chi di voi ha seguito i vari tour con la voce di Sabri, che raccontava le storie del conte o delle contesse, si è emozionato, e per noi è diventata una sfida riuscire ad avere qui Hans e riuscire a portarlo qui nella sede del Coro Campidano, che in qualche modo è un pezzo di casa sua, un pezzo della sua storia che è anche la nostra storia. Adesso io cedo subito, perché non abbiamo tempo da perdere, il microfono ad Hans. Ho visto che è arrivato Mario, grazie Mario per essere qui oggi. Cedo subito la parola ad Hans e iniziamo subito con Hans che si presenta e poi seguirà la scaletta che Hans, i ragazzi e Sabri hanno organizzato per questa piacevole serata di cui ancora vi ringraziamo. Grazie a tutti, buonasera. Grazie di cuore per essere qui. Allora, Hans, mi devi perdonare, ma mi perdoneranno anche tutti loro, perché io sono particolarmente emozionata oggi. Tu, no, è inutile che dici così, io te l'ho già detto, sono molto emozionata, perché per noi e per me particolarmente un sogno che si realizza. Perché ho l'opportunità di fare una chiacchierata con te, una chiacchierata che sicuramente avrà il profumo della storia, dei racconti asseminesi e di tante emozioni. Adesso, allora, la maggior parte delle persone che sono qui, io ho la certezza che ti conoscono, però mettiamo il caso che c'è uno che non sa chi sei. Ti presenti? Ci farebbe tanto piacere. Sì, non so se mi sentite bene se parlo così. Certamente mi presenterò subito. Vorrei prima dire che veramente sono particolarmente felice di essere qui e grazie a voi che mi avete invitato. Non sono qui per parlare di quello che faccio io o delle cose che ho fatto o di miei fatti personali, lo scrivere, eccetera. Io sono qui e per questo mi piace molto, vi ringrazio molto che siete venuti. Siamo qui per parlare di cose nostre, perché io voglio parlarvi di Assemini, io voglio parlarvi di come ho vissuto io a Assemini. Ho riletto ultimamente un libro molto bello, mi è piaciuto molto, rileggendolo così a distanza di tempo, ed è un libro che è uscito qui ad Assemini nel 1981, pensate già ormai più di 65 anni, libro quando c'era sindaco Pietro Dessì,
Pietro Dessì, curato dal professor Sorgia. E questo l'ho trovato bellissimo, bellissimo soprattutto la prefazione di Dessì, io non so se qualcuno la presenta, ma è straordinaria, e poi anche la precisazione di questo Sorgia. Questo Sorgia che parla di, appunto, della microstoria. Ecco, questo mi sembra importante e questo vorrei anche, perché riguarda proprio quello che penso anch'io sia possibile. La storia non è soltanto la narrazione di quello che è successo. La storia più profonda è la narrazione di come abbiamo vissuto quello che è successo, di come l'hanno vissuto tutti e ciascuno di noi, anche diversamente. Questa è la storia e questa viene definita da Sorgia in quel libro bello, microstoria. In questo senso raccontare, cioè voler raccontare quindi anche le proprie emozioni legate ai luoghi, alle proprie esperienze, questo tipo di narrazione non è soltanto fare storiografia, ma è un fatto contiguo alla letteratura poetica, la letteratura che racconta il vivere, come abbiamo vissuto e cosa è. E io mi sono dedicato già qualche volta, come sapete, anche alla storia di Assemini, soprattutto perché questo legame con Angelo Cecconi, di cui io sono un nipote, era un mio prozio, era zio di mia mamma, no? Che era anche una Cecconi. E sì, sono cresciuto qui ad Assemini sempre con questa idea, affascinato da questo personaggio. Ecco, il primo lavoro che è uscito su di lui lo conoscete già molti di voi, che è questo Angelo Cecconi. Questo Angelo Cecconi che in realtà è veramente una ricerca, uno studio tecnico sul carattere di questa realtà economica, questa grande azienda agricola che era anche un modello del Campidano nella prima metà del Novecento. Diciamo che nella prima metà del Novecento l'azienda agricola Angelo Cecconi era veramente un punto di riferimento per la sua modernità, per le innovazioni che ha introdotto. E in questo libro ne abbiamo parlato molto. Questo libro poi è stato pubblicato nel 2010. Io vi ho parlato prima di un libro del 1981, questo è il 2010, con il sostegno del comune di Assemini, con cui abbiamo lavorato magnificamente. Avevamo fatto anche una mostra. Perché? Insomma, io mi sono... E adesso così mi presento. Sì. Questa è la premessa. Questa è la premessa. Adesso mi presento. Io che cosa c'entro con Assemini? No? Secondo me c'entro. No, adesso dopo. No, c'era già lì il brodo. No. Allora si è organizzato già. Che io devo dire semplicemente perché anch'io, come voi, sono asseminese. Volete saperlo? Io ve lo dico. Io sono venuto ad Assemini all'età di 9 mesi. Da Olbia, c'era un piroscafo, avevamo portato a Olbia all'età di 9 mesi, che siamo verso la fine del 45, io sono nato nel 45. E ho vissuto qui, in questa casa che non c'è più, ma è lì dietro, fino al 1960. Sono andato via quasi a 16 anni. Io ho vissuto tutta la mia infanzia, la mia adolescenza e la mia anche prima gioventù qui ad Assemini. Ecco. E qui naturalmente di questo vi racconterò stasera diverse cose, di cui mi piace molto raccontare. Naturalmente sono legato ad Assemini dalle amicizie dell'infanzia, qui ce ne anche tanti che sono venuti e questo mi fa molto piacere. Ecco, che cosa devo dire? Vieni, anzi, siediti qua che adesso ti faccio delle domande. Sì, ma resto in piedi, volentieri. Resto in piedi? Sì, dai. Anzi, allora, dopo che
miei sgridatori No, tutto il giorno. allora, finito di presentare, sono nato nel 45, Sei chiaro. nato nel Sì. 45, sì. Adesso ho 81 anni e sono ancora qui a parlare di Assemini. Bello, e Va noi bene. siamo noi felici di più. E infatti noi abbiamo fatto questo novembre letterario pensando a 4 autori asseminesi e naturalmente ti abbiamo assolutamente incluso perché noi ti consideriamo asseminese. Sì. E qua secondo me ci può scappare anche l'applauso. Grazie. Allora Hans, ti posso chiedere, quando tu, perché diciamo oggi presenterai un libro inedito, alcune pagine di un tuo libro inedito che sinceramente non vediamo l'ora, io personalmente non vedo l'ora di leggere, ma che secondo me più che una presentazione oggi sarà un viaggio sensoriale, perché io ho avuto la possibilità e il piacere di leggere alcune pagine che tu ci hai inviato come spoiler e sinceramente quelle pagine a me hanno emozionato, perché oggi appunto ripeto sarà un viaggio fra voci, profumi, sapori, emozioni che tu Hans hai vissuto in quella che tu chiami la vecchia Assemini e che io per esempio non ho purtroppo conosciuto, che magari alcuni di loro invece ricordano, me la ricordano molto bene, si vede, stanno tutti dicendo sì che ce la ricordiamo e che magari altri hanno piacere di conoscerla, come i ragazzi qua a fianco, quindi noi per questo ti ringraziamo doppiamente. Io considero questo tuo libro, queste tue poche pagine che mi hai inviato, un gesto d'amore per tutti noi cittadini asseminesi. Sì, è un gesto d'amore perché tu sei un po' il custode della nostra memoria, perché la tua storia è la nostra storia e questa secondo me è quello che io penso, ma penso che... Sentite, no, ti ringrazio, sei molto gentile. Ma no, ma perché non posso stare? Posso stare in piedi? Chiedo il permesso di stare in piedi. Grazie. Sentite, no, ti ringrazio veramente tanto per queste parole. E io ti vorrei chiedere, quando ti è nata la necessità, hai sentito la necessità di scrivere un libro, un racconto sulla tua adolescenza qua ad Assemini? Beh, questo da sempre, lo racconto proprio anche in questo libro qua. Diciamo, adesso vi spiegherò subito leggendo queste cose. Io mi sono subito interessato di letteratura al ginnasio che frequentavo a Cagliari, ecco, da lì, già lì ho cominciato così a scrivere, già lì pensavo insomma, a quella che è la possibilità che offre la letteratura, la narrazione che dà durata ai sentimenti, alle emozioni, alle esperienze, alle visioni, dà durata e si possono risentire, rivivere certe emozioni. Io parlo in questo libro soprattutto, a parte di aspetti legati a questo personaggio molto interessante, anche se un po' misterioso come Angelo Cicconi, ma soprattutto a quello che mi lega di più ad Assemini e al mondo intorno, ai paesaggi dei dintorni di Assemini, ai paesaggi di tutto il territorio che circonda fino alle montagne, fino a Santa Lucia e Monti. Ecco, questa emozione, e questa è stata la mia sempre grande passione e penso che riuscirò, spero di raccontarvelo. Se permettete, io vorrei proprio spiegarvi subito di cosa si tratta in questo libro e vi leggerò dei brani, cercherò di leggervi il meglio possibile. Sì, il protagonista è un adolescente e questa è bellissima anche la storia degli adolescenti, riuscire a seguire quello che succede nell'animo di un adolescente fra i 14 e i 16 anni, cioè la sua maturazione lenta, il passaggio dall'ingenuità alla consapevolezza delle possibilità che ha anche in questo caso, in questo personaggio, che ha la letteratura, la narrazione, che è conoscenza, è consapevolezza, ma è anche conferire durata ai sentimenti, durata a quello che si crede, ai propri ricordi. E questo libro
in cui si riconosceranno molti di voi. Inizia così. Poi spiegherò ancora qualcosa, ma adesso passiamo a questo ascolto qua. Se mi sentite laggiù? Bene, così. Appena la locomotiva, nera e sbuffante, fra grandi nuvole di fumo e un forte stridio metallico dei freni sulle ruote, verso le 7:40 del mattino, finalmente si arrestava sui binari nella stazione a Cagliari. Tutte le porte dei vagoni di quel treno proveniente da Iglesias si spalancavano di colpo e la moltitudine degli studenti presi su nelle varie stazioni del Campinano, come Siliqua, Decimomannu, Assemini ed Elmas, saltava giù frettolosa ad affollare assieme a tutti gli altri passeggeri la banchina lungo il binario 3, creando così un'improvvisa vera e propria ressa. Tanti erano quelli che facevano l'industriale o altre scuole, avevano da fare ancora molta strada a piedi in città. Alcuni però, prima di uscire dalla grande stazione, passavano dal tabacchino a mettersi in coda per rifornirsi di un po' di sigarette, per lo più nazionali, che costavano poco allora e si potevano comprare anche a 2, a 3 o 4 incartate in schedine non giocate del Totocalcio. Quella mattina in treno un ginnasiale salito ad Assemini si era arrovellato per tutto il tempo su un farlo o non farlo, e cioè se decidere, appena uscito fuori dalla stazione, di cambiare strada. Svoltando subito per sgattaiolare sotto i primi portici di via Roma, invece di risalire, come al solito, tutta via Sassari, e soltanto poi, eventualmente, lassù voltare a destra, verso largo Carlo Felice. Sì, lo faccio. Voglio farlo. Questo sì che se lo ricordava bene di esserselo detto fra la calca subito dopo essere saltato giù anche lui dal suo vagone. E poi l'intera mattinata di un giorno di primavera in giro con la cartella piena di libri di varie materie, su un saliscendi di strade affollate, prima da largo Carlo Felice, poi per via Manno, fin sul Bastione, poi di nuovo giù sino al Tribunale, per raggiungere dopo, senza alcuna fatica, addirittura il punto più alto di Monte Urpino, da dove ridiscendere infine verso un molo del porto e dirigersi poi, facendo tutta via Roma, alla stazione per tornarsene a casa verso l'1:30. Non avrebbe mai dimenticato tutte quelle ore. Anche dopo moltissimi anni, ogni volta che ci ripensava o gli tornava in mente per caso, si ritrovava sempre più convinto che era stato molto, molto bello sentirsi così libero, anche solo disobbedendo, di nascosto, e senza farlo sapere a nessuno, o semplicemente poi falsificando, una pagina del libretto personale. Ci voleva coraggio per fare queste cose. Stava frequentando la quinta ginnasio dai Salesiani a Cagliari, in via Sant'Ignazio da Laconi. La cosa, pertanto, era avvenuta nel 1960 e inoltre era stata l'unica volta in cui aveva fatto vela nella sua vita e per giunta da solo. Ecco, questo è il personaggio di cui si parla in questo libro, che durante questa giornata, il titolo di questo libro si chiama Un giorno a Cagliari, però parla di solo di Assemini. Inizia con Cagliari. E qui c'è tutta la descrizione di questo percorso a cui si accenna, tutto quello che pensa. È bello riuscire a seguire proprio diciamo, il flusso di coscienza dei personaggi. Chi studia letteratura sa cos'è lo stream of consciousness, il flusso di coscienza, che però magari può essere anche inventato. In questo caso non è inventato niente.
questo stream of consciousness, perché il narratore qui è lui che narra di quello che ha pensato. Però il libro è scritto in terza persona, no? Anzi, però ti fermo un attimo, già che tu hai nominato quel ragazzino, ma quel ragazzino che adesso lì è in terza persona, ma conosciamo bene quel ragazzino, adesso lo stiamo conoscendo il ragazzino. Allora ti posso fare 2 domandine veloci? Sì. Allora ti chiedo, prima di tutto, che ragazzino era Hans? Curioso, solitario, sognatore? E poi, se tu potessi parlare oggi con quel ragazzino di 16 anni che ha lasciato a Semini tanti anni fa, che cosa gli diresti? Ti ho già dato una risposta l'altro giorno. Sì, Quante ore hai di tempo che ti rispondo Mi bene? ha detto che ci vorrebbero un po' di Adesso, un po' di tempo. in quello che vi leggerò, c'è la risposta a queste cose qua. Bello. Allora, C'è la risposta a queste allora cose qua. ascoltiamo volentieri. Ecco. Naturalmente qui si descrive tutto il percorso, io leggerò soltanto una ventina di pagine di un libro di 200 pagine, per darvi un'idea, però si descrive tutto il percorso, i vari negozi del tempo e tutto quello che passa per la testa di un ragazzo di 15 anni, di qualsiasi aspetto, sia religioso, perché frequentava i salesiani, ma anche di tipo sociale, dei suoi interessi e poi però anche della scoperta della letteratura. Cominciava a quell'età anche a leggere letteratura importante, no? C'è un romanzo, mi ricordo quell'epoca lì, anche di Pirandello, leggeva Il treno fischiato, un libro bellissimo. Eccolo, siamo arrivati, dopo aver attraversato, salito su via Mannu, siamo arrivati sul bastione. Ed eccolo così giunto in alto, sull'ampio ripiano del bastione di Saint-Rémy, dopo aver affrontato quasi tutta di corsa la grandiosa doppia scalinata impreziosita da una monumentale cornice a colonne corinzie. Scomparsa la folla e il traffico, il cielo appariva più vasto, la luce era diversa e a quel punto si era detto: sono proprio a Casteggio. Il nome in sardo che si riferisce al centro antico della città, necessario scrivere per qualche lettore italiano forse, no? Okay. Il castello. Seu a Castiggio, ma non sei a Casteddaio, te sei a Seminesso. Si ripeteva imitando fra sé e accentuandola un po' la cadenza tipica popolaresca di quelli del rione di Santa Vendrace, che è un po' esagerata sempre, è rimasta ancora un po'. Ecco, aveva tanto tempo perché non erano ancora nemmeno le 9. Notò una panchina vuota, andò a sedersi. Decise di anticipare la merenda e tirò fuori il panino, 2 fette di marizzoso col formaggio che a casa Anna, la domestica, gli aveva incartato e messo quella mattina presto nella cartella. I ricordi però sono solo in parte come le foto. Gli tornò di nuovo in mente quella frase che gli era venuta su poco prima davanti a Marchi. Era un famoso negozio di fotografie, Marchi, di via Mannu. I ricordi rivisitati di paesaggi, ambienti, situazioni venivano forse ogni volta anche leggermente modificati, o forse andavano persi dettagli, forse immaginandoli ne venivano aggiunti di nuovi, forse quei paesaggi, ambienti e situazioni con le emozioni provate, le esperienze vissute, ogni volta di nuovo a fuoco, assumevano una forma un po' diversa nella memoria di ciascuno. Lo distrasse poi un gruppo di donne anziane che vennero a sedersi sulla panchina vicino. Erano vestite di scuro, con la gonna lunga e larga, antica, vecchia di Cagliari, o donne venute dalla campagna. Una gli ricordò Lallina, sempre vestita di nero, più alta della media, e ogni volta sorridente con lui quando lo incontrava e lo baciava da bambino sulle guance. E le sue labbra erano sempre umide di saliva, che a lui veniva poi spontaneo detergersela subito con la mano, facendola sorridere ancora di più e ripetere «Anzi, Gidu». Finito il buon panino, si alzò per dirigersi verso il lato del bastione, dal quale il panorama
oltre ai palazzi sottostanti, si spalanca sul golfo verso lo stagno di Sant'Agilla e i monti del Sulcis, per individuare e riconoscere subito con i propri occhi lontane le saline di Macchiaritto, che per lui confinavano ancora con le distese dell'azienda dello zio Angelo, di cui sapeva quasi tutto e di cui andava molto orgoglioso. Sua madre ne parlava spesso a Cagliari, ad ogni nuovo ospite raccontava sempre dall'inizio alla fine tutta la sua storia. La vicenda di quello zio era stata determinante per la vita dei suoi genitori, che avendo ereditato parte del suo patrimonio si erano trasferiti in un ambiente così lontano e diverso dai loro paesi di origine, la madre friulana, il padre viennese. Per il nostro ginnasiale, invece, era l'ambiente in cui lui viveva sin dalla primissima infanzia, in cui era cresciuto e che sentiva ormai di amare straordinariamente per le estensioni e le vastità dei suoi paesaggi, che si dispiegavano appena saliti sul vecchio ponte di ferro, sopra il Flumini Mannu, verso Subrano. Si dice anche Subrano, non solo Sulano, e sino alle montagne. Lo spazio, dove un tempo si estendeva tutta la loro proprietà di un tempo, era però un mondo molto diverso da quello che le vie di Cagliari sembravano proporre. Quello della vecchia azienda era il territorio in cui si susseguivano scenari e luoghi che sin da bambino aveva trovato in ogni senso magnifici, e che ancora a quel tempo, all'età di 15 anni, viveva come la forma di una bellezza insuperabile e della quale sentiva di fare parte, qualcosa che gli apparteneva e dalla quale anche lui a sua volta sentiva di appartenere. Come, adesso spiego perché, come nello stare in sella su Regina o Donatella, una cavalla o un bel cavallo, con l'emozione della velocità di galoppate sfrenate sulle lunghissime cararecce rettilinee che attraversavano Subrano come un deserto, i moscerini sparati negli occhi lacrimanti, specialmente al ritorno, quando i cavalli sentivano odore di stalla e sembravano fare a gara fra loro senza bisogno di alcun incitamento. Col Calessio e il Saltafossi quelle strade diventavano invece un percorso più lungo, durante il quale raramente si incrociava qualcuno. Qualche volta un carrettiere o un pastore, e i cavalli che conoscevano bene la strada non avevano bisogno di sentire le redini. Si chiacchierava durante il viaggio, si raccontava, a volte si cantava allegri, perché era sempre belle quelle gite sino a Santa Lucia in Monti, una piccola chiesetta bianca, quella volta, circondata da alberi di carrubo e incastonata fra le prime alture dove una volta all'anno facevano una festa. In quel punto la valle cominciava ad essere ricca di vegetazione. Quelle lunghe cararecce erano interminabili segmenti astratti su una vasta piana brulla e arida, incolta e lasciata per lo più a pascolo nei mesi invernali e in primavera per mandri e greggi. A metà percorso, quando erano già lontane le ultime siepi di figu morisca che recintavano le vigne e i mandorleti di Grogasto, quella vasta piana appariva a tratti desolata, spoglia e vuota. Un attimo di distrazione, uno sguardo verso l'alto e il cielo si presentava più ampio, immenso per lui, come in nessun altro posto. Soltanto una strada, quella più vicina alle saline, in località Eschiois, era alberata con file doppie di eucaliptus, molto alti. In quel lungo tratto ombroso, che richiedeva però un giro più lungo, i cavalli trottavano più volentieri. In uno spazio così vasto, il senso del vuoto si attenuava alla vista rassicurante del profilo dei monti che lentamente si avvicinavano. Quello stesso profilo che si vedeva da casa e che era la meta e rimaneva orizzonte e confine allo stesso tempo. Arrivare poi finalmente in montagna era anche il morso a una carruba staccata da un ramo nel passare sotto i primi alberi, il masticarne un pezzo dal sapore dolciastro e sputarne i semi duri. Dell'azienda agricola di Angelo Cecconi esistevano ancora sparsi in quella parte di Campidano diversi fabbricati rurali che rendevano
pur in uno stato di totale abbandono e adibiti ad uso diverso, appena riconoscibile il paesaggio profondamente mutato, come il casolare isolato appunto a Spuntone Cigere, che si chiamava la casa di zio Mullano, o la casetta del guardiano del bosco di Eucaliptus a Barraccas, le stalle di Cucurumereu, a diversi chilometri di distanza l'una dall'altra, i granai a Agrogasti e infine i fienili e gli stallaggi con la casa padronale e quella del fattore al limite del paese. Punti di riferimento comunque ancora esistenti, la cui dislocazione disegnava la trama delle distanze, delle dimensioni legate alle sue prime percezioni infantili della vastità di un territorio. Chi mai avrebbe potuto immaginare, alcuni decenni dopo, di ricollegare quei punti sparsi ad un insieme unitario, in un territorio attraversato da strade veloci e occupato da grandi stabilimenti chimici e industriali, carciofeti, pascoli, campi arati, trasformati in aree incolte, degradate e rese per sempre irriconoscibili da sovrappassi e svincoli stradali. In un certo senso il ginnasiale, che quel giorno stava marinando la scuola da solo e per la prima e unica volta era cresciuto fra ruderi e rovine, ascoltando con curiosità testimonianze, ricordi di episodi legati in quei luoghi. La sua famiglia si era sistemata in una parte della grande azienda agricola del conte Angelo Cecconi, ormai in dissesto, dove tutto, in ogni suo particolare, rimandava ad un passato straordinario in cui tutto funzionava, tutto produceva. I paesaggi in quegli anni erano invece vasti pascoli abbandonati, con grandi stalle, vacche vuote, depositi di vecchie macchine agricole arrugginite, zone che andavano via via spezzettandosi per la progressiva vendita di terreni, molti tetti crollati di edifici in abbandono. Non è finita, qua dietro, no? Nella grande casa dei Sugonti si moltiplicavano i tramezzi nei lunghi corridoi e le porte murate, sempre più numerose, diventavano le famiglie che vi abitavano in affitto. Il grande parco diviso da reti da pollaio in tanti piccoli giardini. Ho risposto alla tua domanda? Sì. Ho risposto alla domanda. Posso dire che quel ragazzino che ha fatto quella vela quel giorno, l'unica vela che ha fatto era un ragazzino, un sognatore, Anzi, un grande sognatore. Grazie a quel sognatore oggi tu ci riporti un po' indietro nel tempo e per questo noi ti ringraziamo, anche perché, ripeto, io quella Semini non l'ho conosciuta e quindi grazie al tuo racconto ho questa grande possibilità. Tu hai parlato, in questo libro parlerai del conte Angelo Cecconi. Sì. Benissimo, esatto. Perché è uno zio, sì. Per noi è la nostra storia. Sì. Diciamo, a me è venuta questa settimana, ho pensato a 1000-2000 domande da farti, ma ho dovuto fare una scelta, sì. Quindi farò poche domande. Secondo te cosa significa portare il nome o l'eredità di una figura storica come Angelo Cecconi? Cioè tu che valore hai portato nella tua vita poi di questo zio così straordinario, perché è stato davvero un uomo straordinario per Assemini e anche per la tua famiglia sicuramente. Beh, certamente. Io adesso vorrei parlare di lui perché in questo lavoro qua parliamo di questo studente ginnasiale asseminese che così ha passione per la letteratura, però poi si cerca già di ricostruire un po' la personalità di questo Angelo Cecconi, di cui si sa molto poco, però in questo libro potremo leggere anche della sua biblioteca, che era una biblioteca straordinaria, migliaia di testi preziosi, tedeschi, eccetera, scientifici, soprattutto poi anche dell'arredamento di questa grande casa, delle sue abitudini e naturalmente di questo suo grande talento, diciamo. Era un ingegnere idraulico laureato a Graz nella seconda metà dell'Ottocento. Aveva studiato in un collegio gesuitico vicino a Vienna ed era austro-ungarico di nascita, perché era figlio di un altro grande Cecconi, enorme per il Friuli e l'Austria, perché era quel Giacomo Cecconi che ha costruito mezza rete ferroviaria dell'impero austro-ungarico
nella seconda metà dell'Ottocento, quando c'è stato questo sviluppo enorme delle ferrovie il padre di Angelo Cecconi era veramente un imprenditore riconosciuto ed è stato premiato sia dall'imperatore Francesco Giuseppe sia anche dal re d'Italia. Infatti il titolo di conte gli viene dai Savoia. Lui aveva dedicato anche una via in montagna costruita da lui alla regina Margherita, perché lui viveva tra due mondi, l'Italia e l'Austria. Ecco, in questo libro adesso non vi leggo gli aspetti tecnici, però sui suoi interessi letterari, culturali, sul suo gusto, sulla sua preparazione, sul suo lavoro al porto di Cagliari, anche straordinario perché ha lavorato diversi anni per un ampliamento importante del porto di Cagliari, perché forse qualcuno lo ha già letto in questo libro Angelo Cecconi, perché Giacomo Cecconi aveva anche costruito messo su un'impresa per lavori portuali, non solo costruzioni di ferrovie in tutto l'impero austro-ungarico, ma anche di porti. Aveva questa sede a Trieste e una delle prime importanti commesse che sono arrivate proprio dal porto di Cagliari. E lì è arrivato con la sua nave draga e ha dragato metà porto di Cagliari e l'ha portato tutto ad una profondità di 8,5 metri, come è tuttora, e ha costruito anche dei moli. Ecco, e questo l'ha portato. Io però vorrei, e con questo concludiamo, vorrei leggervi qualcosa della vita privata di Angelo Cecconi che trovo molto romantica. Allora ci piace Angelo. No, io spero che abbiate ancora un po' di pazienza. Vi pregherei di portare pazienza, perché al finale ci aspetta un finale con le voci di questi 3 importanti giovani attori o lettori di Assemini che ci leggeranno delle cose che vi piaceranno molto. Non è una storia, ma è una visione di Assemini a modo nostro, diciamo così. Ecco, abbiate pazienza, concedetemi ancora un quarto d'ora e vorrei leggervi questo aspetto, questo carattere di Angelo Cecconi. Perché, dobbiamo dire, andandosene in giro per la città con la cartella piena dei libri, di tutte le materie previste quella mattinata, il ginnasiale si ritrovava così ad ammettere a se stesso persino di dovere a quello zio anche la gioia che stava provando in quella mattinata di libertà, senza stare invece per 4 ore seduto, composto sul suo banco in una classe dell'istituto salesiano. Si era chiesto spesso come lo zio avesse vissuto per quasi mezzo secolo, primi del Novecento fino al 1944, in quella sua affascinante casa da Semini, che era una casa nobiliare anche precedentemente, l'aveva comprata dai conti Rupaderi alla fine dell'Ottocento. Dai primi del Novecento sino al 1944. Sapeva molte cose di questo zio e a volte aveva persino fantasticato sui suoi sentimenti, ingenuamente, un ragazzino, però diciamo chissà. Perché? Perché in famiglia si diceva che non si era mai sposato e si parlava soltanto di una relazione con una pittrice di Cagliari e di una bella villa acquistata per lei in un quartiere elegante di Cagliari. Dello zio conosceva bene molte cose, anche il suo calesse, il suo break. Chissà quanti di voi sanno cos'è un break, ma è una carrozza a 4 ruote con una cabina posteriore, no? Che si saliva anche da dietro. E la strada, il nostro protagonista qua conosceva naturalmente anche la strada che faceva per venire in città, che aveva fatto anche lui sin da piccolo ogni momento. Sapeva anche qual era la villa misteriosa. Nel fantasticare sulla vita privata dello zio, a volte gli piaceva anche immaginare sue probabili riflessioni personali e sue possibili sensazioni.
si sarebbe sempre ricordato che era stato lì, quel giorno, su una panchina del bastione, che gli era venuta all'improvviso un'idea su quella pittrice e su quella elegante villa in città, e che si era subito ripromesso di cominciare a buttarla giù a casa nei giorni successivi. Non solo un'invenzione, ma qualcosa che doveva e poteva essere stata, secondo lui allora, soltanto proprio così. E qui in questo testo poi si aprono delle virgolette o ci sono dei puntini dove ci sono questi testi già realizzati, no? Lì immaginati nel racconto della storia. E questo qui, aperte le virgolette. Il bruciore causato da quella privazione definitiva, come un graffio, una sofferenza leggera ma senza fine, un po' nasceva pure dall'imposizione di un futuro vuoto. Eppure era vero, la nostalgia si lasciava attraversare anche da un sottile desiderio di lasciar perdere tutto. Si rendeva conto che stava facendo una cosa sbagliatissima, ma ogni volta ne aveva una voglia irresistibile. Rifletteva su questo nel ripetere regolarmente quel rito, la breve visita alla sua casa abbandonata a Cagliari, la villa acquistata per lei. Sferragliando e scampanellando il tram, sorpassò il break nell'ultimo tratto dello stradone di Santa Vendrace. Ragazzini affacciati ai finestrini presero ad urlare in coro, agitando le mani per salutare o spaventare il cavallo che più avanti al bivio seguiva senza alcun comando la curva dei binari, lasciando sulla destra il viale alberato con giovani lecci che porta a Piazza del Carmine, come mi insegna Iside. Il tram, invece, affrontava con un frastuono più cupo la leggera salita verso la parte più alta della città. Un po' più su iniziava un quartiere elegante con ville signorili e rigogliosi giardini, e fra queste vi era anche la sua. Quante volte era già ritornato in quell'abitazione vuota. Non le contava più. Nei primi anni era andato a Cagliari almeno una volta al mese, appositamente per quello, senza considerare i giorni che approfittava di farlo di ritorno dalla banca o dopo aver sbrigato qualche faccenda legale o d'affari. Non si era fatta più vedere né trovare. Così, di colpo, non una lettera, non un messaggio, né mandato a dire nulla. Soltanto 1 anno e mezzo dopo la sua sparizione aveva saputo dal dottor Cugusi che era morta in una clinica del continente. Trovava il tutto così poco credibile, poco probabile, poco plausibile, perché non gli aveva lasciato nemmeno qualche riga. L'ombra profumata dell'albero di Lillà lo avvolse appena richiuso il portoncino. Il ghiaino dei viottoli era ormai ricoperto di muschio e di erbacce in fiore, ma sempre lussureggiante era ancora l'aiola, con mazzi di fitte calle dai calici bianchi come la porcellana, fiori carnosi dal lungo pistillo incipriato di polline gialla. E il rampicante delle foglie grasse che, aggrappato alla tettoia, stava chiudendo l'entrata come un lento sipario laterale. Ogni pianto, ogni alberello era ancora lì, inselvatichito, alcuni più rigogliosi, altri soffocati dall'ombra di quelli più alti. Quel vecchissimo albero di mandarino che, come aveva raccontato lei, esisteva già prima della villa. Corto il tronco, i suoi rami che si piegavano a gomito per divenire sempre più sottili, a sostenere il fogliame punteggiato da tantissimi piccoli lucidi frutti verdi e sempre i folti cespugli di gerani assetati. Nonostante l'aria triste di quella villa disabitata in abbandono, era dolce la commozione nel risalire le scale per portarsi al primo piano e raggiungere la sala con balcone, da dove poteva intravedere, oltre i tetti digradanti, la laguna grigia e più lontano i monti azzurri. Lei aveva giurato di averle dette solo a lui tutte le cose strane o originali di cui gli aveva parlato, ma lo aveva fatto sempre con un sorriso un po' ironico, un po' affettuoso sulle labbra, quasi a voler significare che chiaramente, come al solito, era tutto un gioco. Un giorno, salto qualcosa, un giorno lei gli aveva raccontato la storia di Pontilla.
e poi lo aveva pregato di accompagnarla a visitare la Grotta della Vipera, non lontana, in Borgo Santa Vendrace. La storia era molto bella, ma il luogo aveva qualcosa di inquietante. Quel sepolcro scavato nella roccia da Cassio Filippo per la sua sposa Pontilla aveva le sembianze di un teschio dalla bocca spalancata che pareva volesse inghiottire chi vi entrava. Al suo interno regnava un'atmosfera tetra e cupa, grosse masse grigie di tufo e calcare che gli ricordavano quelle degli anfratti dell'inferno dantesco disegnato da Gustave Doré. Le pareti di quella caverna naturale, adattata a sepolcro, recavano altissime e numerose scritte, epigrafi in versi, iscrizioni di cui 7 in greco e 5 in latino. L'ingresso lavorato aveva assunto la forma di facciata di un tempietto e aveva scolpiti sul timpano 2 serpenti, simbolo delle divinità infernali, da cui derivava il nome popolare del sepolcro, Gruta dessa Vivera. Tenendolo per mano gli aveva indicato dove si trovavano le scritte. Poi con suo grande sollievo lo aveva ricondotto fuori per soffermarsi a osservare il timpano. Anche all'esterno il monumento manteneva un aspetto sinistro, nonostante le belle agavi e i cardi dalla fioritura violacea che lo circondavano. Dalle tue ceneri, o Pontilla, germogliano viole e gigli, e possa tu così rifiorire nei petali delle rose, del profumato croco, dell'imperituro amaranto e nei soavi fiori della viola bianca, affinché, simile al narciso e al mesto giacinto, anche il tempo a venire sempre abbia un tuo fiore. Pontilla, spiegò, aveva seguito in suo esilio il suo sposo, Cassio Filippo, un cavaliere confinato in Sardegna in età imperiale, forse ai tempi di Adriano. Cassio Filippo si era quindi gravemente ammalato a Cagliari e la sua Pontilla avrebbe offerto alla divinità degli inferi la propria vita perché egli si salvasse. Gli dei, esaudita la preghiera, la rapirono nell'Ade e ritornarono la salute al suo amato. Soltanto molti anni dopo Cassio Filippo, spentosi, venne sepolto in quel sepolcro. Le sue ceneri vennero mescolate a quelle di Pontilla. Non era, ancora 10 righe per questa parte qua, non era mai riuscito ad immaginare nessun motivo che spiegasse il suo silenzio, nessuna spiegazione, né 2 righe né un messaggio o una lettera, ma da tempo ormai non si chiedeva più il perché. Forse era stata anche questa una delle sue tipiche trovate originali. Probabilmente qualcosa le aveva impedito di farlo, qualcosa che sarebbe potuto rimanere per sempre senza spiegazione, come succede a tutte quelle ragioni di cui non esistono tracce. O forse quello di sparire all'improvviso era l'addio più efficace, o un modo per mantenere più vivo il ricordo, più reale. Questo si adattava bene al suo modo di pensare. Un modo dunque per mantenere più vivo il proprio ricordo dell'ultima volta che si erano visti, che cosa si erano detti, di cosa avevano parlato. Ecco. C'è qui poi una descrizione del suo ritorno a casa con il break dove passa prima per Largo Carlo Felice e di nuovo per Santa Vendrace. Sulla strada del ritorno verso casa i 3 ragazzini presero a rincorrere a perdifiato il break. Si arrampicarono dietro e tenendosi allo sportello posteriore in piedi sul pedalino presero a fare le boccacce. Uno con le maniche stracciate, a uno mancava un dente, l'altro tirò su tutto il moccio di cui era piena una narice. Si voltò, Angelo, sorrise, poi fece fermare la carrozza brandendo la frusta. I ragazzini scesero con un balzo e fuggirono via ridendo e ululando. Grazie per questa tua lettura, è veramente emozionante perché tu hai un modo di scrivere, di raccontare molto narrativo, molto descrittivo, ma come ho detto prima, io queste pagine non le avevo lette, non me
me le ha inviate queste, aspetterò il libro, ma ho letto quelle che leggeranno i ragazzi fra poco. E davvero è un libro che permette al lettore di usare tutti e 5 sensi. Tu hai questa grande capacità, secondo me. E poi il tuo libro, anzi non so se me lo confermi, ma sa proprio di appartenenza, di identità. Cioè tu descrivi Cagliari come se fosse davvero la tua città, al di là di Assemini, nel senso che noi, certo, ma poi so, perché qua verrà descritta invece Assemini, e si sente proprio che è la tua Assemini, cioè lo trasmetti proprio con la tua scrittura. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo. Sì, ma è gentile Sabrina. No, non è vero. Un applauso a Sabrina, veramente. Da noi si dice sei veramente coccola. Bravo, bravissimo. No, Sentite, io vi chiedo soltanto ancora un minimo di pazienza prima di passare al gran finale straordinario, perché siete impazienti voi di. Sì, dai. Vi ho detto, questo libro è in gran parte, la parte centrale dedicata proprio alla personalità di Angelo Cecconi, alla sua cultura, al suo modo anche di concepire l'agricoltura, la gestione, quello è anche molto interessante. Poi sapete che i parenti gli avevano fatto un processo di interdizione alla fine perché era troppo vecchio. Contro il suo parere diceva che non gli importava di fare la contabilità all'ultimo centesimo, però ecco, sono stati dei problemi anche molto spiacevoli alla fine. Era vecchio, 81 anni, però è morto per un incidente travolto dai cavalli che tornavano da Canalis, che per motivi che non si capisce si erano imbizzarriti e lo avevano urtato con il fianco una cavalla e lui si era rotto il femore, è caduto male. E comunque di questo c'è scritto abbondantemente anche negli altri libri. Io vorrei chiedervi ancora 4 minuti di pazienza, perché questo libro parla molto anche di Angelo Cecconi, del suo mondo privato, della sua cultura, della sua intelligenza e dei suoi rapporti anche con le asseminesi o con i sardi, ma parla molto anche dei paesaggi. La cosa che più interessa, poi questo aspirante narratore, adolescente, poi quello che ne è venuto dopo, è anche quello di cercare di raccontare l'emozione che dà un paesaggio, la sua bellezza, riflettere sulla bellezza delle cose del paesaggio, che tante volte non si coglie, è una cosa che come se fosse tutto ovvio. È vero, tu dici a un certo punto come faccio ad andare oltre a una descrizione di immagini, cioè non puoi fare un elenco di immagini o di ricordi, tu usi tantissimo i verbi come vedere, udire, osservare, annusare, sentire, tu usi tantissimo questi verbi, perché per te è importante proprio la sensazione che ti ricordano e che ti riporta un po' indietro nel tempo, no? Magari scrivendo questo libro, Hans, tu sei un po' tornato adolescente. Sono rimasto sempre adolescente. Lo immaginavo, era una domanda troppo semplice. Lo immaginavo, sì, no, infatti era una domanda. Sì, ma hai fatto bene a domandarlo. Sì. Cioè, siamo chiariti. Assolutamente. Scusate, questo vi chiedo io, il piacere di stare ad ascoltare, perché poi avevo invece delle voci molto più belle delle mie da ascoltare. Voglio leggervi un esempio di un brano che cerca di raccontare l'emozione o la riflessione a cui può portare un paesaggio, una visione. Ecco, questo esempio si tratta di un guado, un passaggio su un guado vicino a Cucurumereu e a Savoggi. So chi conosce la zona, cos'è Savoggi, era anche un canale che poi andava a sfociare nello Stagno di Sant'Agila. E lì sulla strada per Grogasto era stato fatto anche un ponte, ma parallelamente c'era anche un passaggio che attraversava questo canale d'acqua
si chiamava Savoggi. Vicino c'era anche un casolare con un bellissimo orto una volta, c'era di tutto. Sulla nicchia di un muro c'era una Madonna di Lourdes. E prima di questa casetta, cioè diciamo tra quando si scende dal ponte e prima del Cuculumereo, eccetera, c'era questo guado. E di questo guado io vorrei parlarvi 4-5 minuti, poi ci riposiamo un po'. Andiamo al passo, aveva chiesto a Vitalino, che un giorno lo aveva portato con sé per sbrigare una faccenda a Grogasti, a Sobrano. Di malavoglia Vitalino, giovane aiutante del mezzadro, tirò le redini, acquietando così il trotto nervoso del cavallo. Quell'andatura da Calais, prima favorita al ritorno da Grogasti, dal primo tratto di strada ombreggiato da pini, un po' più avanti non si addiceva a quella carretta rumorosa e rigida a 2 ruote, i cui scossoni dovuti a sassi e buche rendevano ancora più scomodo il duro sedile di legno. Il pranzo nella casa del fattore Luigi Moreale, in mezzo ad una pineta, si era protratto più a lungo del previsto. Proprio al momento del caffè, Moreale sembrava non finirla più di esporre in maniera noiosa, per lui ragazzino, certe idee sul lavoro nelle stalle. Sulla via del ritorno aveva provato sollievo soltanto nel punto in cui, usciti dall'ombra della pineta, per un crollo si interrompeva un lungo muro di cinta e si apriva la vista verso i vasti pascoli nella luce forte di quel pomeriggio. Più avanti si era sentito avvolgere dalla calura ed improvvisamente la strada ancora lunga del ritorno gli apparve come un'immensa fatica da affrontare, avvertendo però allo stesso tempo un piacevole senso di resa, alla stanchezza e all'idea di procedere lentamente in quella vastità così familiare. Vitalino si tolse il cappello per asciugarsi con il fazzoletto il sudore della fronte. Trotterellando, con la lingua a penzoloni, 2 cani seguivano appaiati per mantenersi all'ombra del carro. Lui invece, piegando il capo un po' all'indietro, si sentì abbagliare dal cielo, che con quella luce appariva più vasto del solito e di un azzurro più intenso. La prateria che si estendeva vicino al Flumine in mano era disseminata di arbusti radi e di giunchi, e l'erba aveva il suo definitivo colore estivo, ormai ovunque disseccata. Guardandosi intorno ritrovava i punti di riferimento sicuri e inconfondibili: la sagoma della Torre dell'Acqua, i tetti delle stalle di Cuculumereu e una lunga processione di eucalipti. Il cielo che si inarcava sopra invece era solo uno scenario vuoto, luogo di passaggio per le nuvole. No! Dal cielo poteva anche scendere la pioggia, diffondersi la luce, calare il buio. Dal cielo poteva propagarsi l'arsura, in cielo poteva dipingersi il crepuscolo. L'aurora, si era detto riflettendoci su. Era facile dimenticarsi del cielo. Era facilissimo non pensarci, non pensare al cielo allo stesso modo in cui in genere non si pensava all'aria respirata per tutta la vita, attimo dopo attimo, respiro dopo respiro. Eppure tutto era esposto al cielo, al suo calore, al suo vento, alle sue piogge, ai raggi del suo sole, al chiarore della sua luna, al buio o al luccichio dei suoi astri. Poteva essere anche un sentimento, pensava, quello provato nello stato di esposizione ad una luminosità verso la quale tutto tendeva per realizzarsi, compiersi e dissolversi, ogni forma per disseccarsi al sole, come l'albero di fico morto con i suoi rami grigi, contorti, nodosi, dai quali pendevano avvizzite e secche le ultime foglie che si sbriciolavano a stringerle nella mano per farsi una manciata di poltiglia, e come quel tratto di siepe di figumorisca secca che franava su se stessa, con le foglie larghe rattrappite, ancora con le spine e i rami come braccia, fasce di fibre inaridite, squarciate, impolverate. Forse erano proprio le piante ad avere il rapporto giusto con il cielo, di dipendenza assoluta dalla terra e dal cielo.
mentre gli animali e ancor di più gli esseri umani, continuava a riflettere, potevano cercare di sottrarsi, di sfuggire alla sua influenza, perché il cielo poteva loro essere anche ostile. Gli animali e gli uomini non dipendevano dal cielo, ma dalle piante. Erano quindi subordinati ad esse. Sorrise poi sulla definizione di esseri superiori, pericolosi semmai, anche perché proprio in quell'attimo si sentì sobbalzare dalla carretta che con una ruota era passata sopra un grosso sasso. La strada scendeva verso il guado, dove l'orizzonte scompariva per nascondersi dietro fitte canne. L'acqua lì poteva arrivare sino alla pancia del cavallo, che ogni volta si fermava per una lunga bevuta. E così era bello stare ad aspettare su quella carretta immobile in mezzo al guado, in attesa che l'animale si dissetasse. Vitalino si accendeva un'alfa, mentre lui si era appoggiato allo schienale, aveva accavallato le gambe, che se fosse stato da solo, senza Vitalino al suo fianco, che comunque non dava affatto segni di impazienza e di fretta, avrebbe voluto starsene lì fermo ancora per molto, a continuare a pensare, per esempio a come appunto fosse appagante, anche soltanto guardare da quella posizione il cielo, al quale tutto appunto si esponeva, le distese d'intorno, i pascoli, i terreni compresi in quell'ampio cerchio dell'orizzonte, lontano, che ora assumeva il profilo dei monti per innalzarsi sino alla cima del monte Arcosu, ora per un lungo tratto il contorno frastagliato delle creste degli eucaliptu del bosco di Barracas, mentre oltre l'argine, al di là del ponte nuovo, poi si sarebbe visto spuntare il campanile di Assemini, l'argine che poi si esauriva verso lo stagno, mentre alle loro spalle forse i pini di Grogasti immobili chiudevano il cerchio. Sto per finire. Si ricordò che stava guardando quei paesaggi che appartenevano alla sua famiglia, alla sua storia, con la sensazione però di farne anche lui parte e quindi di appartenervi. E gli tornò in mente lassù quel giorno a Monte Urpino di aver pensato pure che potessero restare così per sempre, con quella loro forma definitiva, con esclusione assoluta di ripensamenti, di aggiustamenti, di correzioni, ma poi si era corretto, dicendosi subito dopo che la loro unica possibilità poteva essere invece soltanto un lento modificarsi, un lento consumarsi irreversibile, inavvertibile, ma inarrestabile, inondato dalle varie luminosità mattutine, pomeridiane, serali, che ritornavano infinite volte. Raccontare un'emozione, descrivendone il paesaggio, poteva essere come narrare il presente. Il narrare non doveva essere soltanto un racconto di sensazioni avute nel passato, ma poteva essere un modo di far durare, continuare il presente nel riviverlo. Sto finendo. Quando avrebbe potuto durare ancora così quella sua emozione provata tanto tempo prima lì, fermi in mezzo al guado? Donatello finiva di abbeverarsi e dava uno strattone alla carretta per proseguire. Lui e Vitalino, entrambi immersi nei propri pensieri, furono colti di sorpresa da quello scossone. Assunsero di nuovo la loro posizione composta e le ruote del carro, uscendo grondanti dall'acqua, dopo il primo tratto fangoso dell'altra sponda, ripresero a trasmettere ai loro corpi, cigolando, fra il battito regolare ora sordo sulla terra, ora metallico degli zoccoli ferrati sui sassi, l'irregolare durezza asciutta e polverosa della strada. Il cavallo scalpitava per riprendere il trotto. I due cani, che avevano attraversato ansanti il guado a nuoto, raggiunta a loro volta la sponda, si scrollarono ripetutamente l'acqua di dosso e raggiunsero il carro. Poi, nel silenzio, si diffuse il richiamo di una fologa. Seguì un frullo d'ali. Dal canneto se ne alzarono in volo 2. L'acqua del guado tornò ad essere liscia come uno specchio, limpida e chiara. Immaginò che forse, qualche istante dopo, un po' di vento, seguito dal fruscio delle foglie e delle canne, l'avrebbe leggermente increspata. Grazie. Grazie. Grazie Hans. Ecco, adesso arriva un finale. Adesso c'è il finale che con i ragazzi. vi risarcirà di tutto questo. No, per noi è stato davvero un piacere.
straordinario, un'anticipazione del tuo libro che adesso lo diciamo davanti a tutti così non puoi dire più di no, cioè gli ho detto di sì, che presenterai qua con noi il libro, sì, Sì, appena uscirà, ok, allora abbiamo la, come dire, Ma speriamo per Pasqua, per marzo. bene, no, noi ci siamo, non ti preoccupare, siamo pronti, tu ci dici che arrivi e noi siamo pronti. Comunque Anzi, sono informati, signori, è tutto così, è tutta roba così questa. sì, no, adesso Sapete? no, una roba straordinaria, anche perché io prima l'ho definito questo libro un gesto d'amore per noi asseminesi e continuo a dire che è un grande gesto d'amore nei nostri confronti. Adesso concludiamo. Sì, volevo concludere un attimo con una cosa, giusto due, ma veloce, no, perdono, ci perdoneranno per tutto questo tempo, ci perdonerete, perdonateci, però io volevo dire ad Hans e penso che tutti sarete d'accordo, la tua famiglia Hans, la tua storia che è anche la nostra storia, la forza e la visione, il coraggio di Angelo Cecconi, la forza e io direi la grande generosità di tua mamma e di tuo papà, in particolare Montelepre, non so se c'è qualcuno di Montelepre, ma ancora a grande stima e grande ricordo di tuo papà e di tua mamma, proprio per la grande generosità mostrata, ma anche diciamo, possiamo dirlo, la determinazione di tua zia Silva. Grazie a questa tua famiglia, a questa nostra storia, a questa tua storia, noi possiamo permetterci di dire che siamo molto molto grati per aver avuto una storia di profonda bellezza. Prima hai parlato di bellezza, è vero, noi grazie alla vostra famiglia e a tutto questo coraggio abbiamo avuto la possibilità di avere una storia di grande bellezza. Quindi grazie Hans, davvero di cuore. Grazie Serpino. Io direi di far concludere con i ragazzi, sì. Questa cosa bellissima. Non dura moltissimo, massimo un quarto d'ora, dipende dalla velocità con cui lei non voi leggete, però tranquilli. Ce la fate. Anche perché qua si parla proprio di Assemini, proprio Assemini, e quindi insomma sarà curioso anche rivedere una Assemini vecchia. Sì, poi si racconta questo ritorno dalla giornata a Cagliari, sì. Di questo ragazzo, questo ginnasiale, che torna nella sua stanza e come al solito va a guardare, sta a guardare fuori dalla finestra. Perché e si affaccia da questa finestra che qua adesso non c'è più, sì, però insomma si affacciava qua. Si affacciava sempre ad ogni abbaiare di un cane o un richiamo o l'arrivo di un carro, si affacciava. Ecco. Io da piccola ricordo la tua casa che mi piaceva, te l'ho detto, lo dico, magari qualcuno se la ricorda, a me piaceva tantissimo, io ho vissuto, sono nata nel centro storico e da piccolina che la casa di Hans che era qua dietro era ancora integra, io passavo e ammiravo queste persiane Hans colorate, bianche e rosse e dicevo ma che belle queste persiane, questa casa per me era una casa meravigliosa. E io ieri ti ho spiegato che è la bandiera austriaca, rosso, bianco, rosso. È proprio un regalo, grazie. Sì, sentite, possiamo concludere? Sì, dopo. Mi ricordo una pianta di lilla. Sì, brava. Una pianta di lilla, le persiane colorate. Allora, vi E chiediamo, concludiamo con i ragazzi. sì, vi chiediamo ancora un attimino di pazienza. Vi vorremmo offrire questo che spero sia piacevole, richiede ancora un po' di ascolto, ma è un quarto d'ora e concluso. Ecco, e appunto già accennato, quella finestra della sua camera al primo piano dava su un vasto cortile, il più grande di qualsiasi altro in paese. Guardando fuori a sinistra una stalletta separata per cavalli con puledri, poi la vera e propria stalla a cavalli con una vasca di pietra da riempire d'acqua, grazie ad una pompa a mano accanto al portone, più in là l'edificio delle rimesse, dell'officina, con una lunga soffitta usata come fienile. In fondo un'abitazione, sul secondo lato del grande cortile una stalla vacche che si prolungava sino ad un muro nuovo in blocchetti di cemento, una muraglia che separava da una parte della vecchia azienda, venduta da un altro erede, con vari fabbricati, granaio, la fucina del maniscalco e le grandi cantine, e si congiungeva direttamente ad un gigantesco fienile
irresistibile luogo di giochi a risalite da bambino sulle centinaia di balle di fieno odoroso accattastate ogni anno al suo interno e infine, guardando a destra di nuovo, un cortile con una lunga vasca per abbeverare il bestiame e un'altra piccola stalla, quella usata negli ultimi anni da Donatello. Infine, al di là di una seconda muraglia, l'enorme stalla vacche dei Sugonti, acquistata da un altro interessato. Dalla sua finestra si poteva però intravedere in lontananza anche il verde degli orti di Montronargiu, ai margini dell'abitato, e alcune cime dei pioppi del boschetto oltre la ferrovia, da dove arrivavano anche di notte i fischi dei treni per o da Cagliari, come quelli per o da Iglesias, o anche Oristano. Da o per Olbia ne passava solo uno al giorno. Il centro del vasto cortile era occupato da un grande letamaio dismesso che non veniva più riempito da quando le stalle non ospitavano più le mandrie di una volta e ad un lato di quel letamaio, grazie ad una piccola scalinata, si accedeva ad un gabinetto sopraelevato che scaricava giù di lato. Ma da quella finestra all'orizzonte si scorgeva infine anche un po' del profilo di quelle montagne lontane e nelle notti chiare si lasciava osservare bene una buona parte del cielo stellato. E a certe ore, soprattutto nel tardo pomeriggio, sotto le falde dei vari tetti, quelli delle stalle, dei fienili e di casa sua, si assisteva ad una grande animazione. Lungo fitte schiere di nidi, un garrire e un continuo frullo di ali, dell'andare e venire di tantissime rondini. Alcune con qualcosa in becco, colto chissà dove, o di quelle che arrivavano ad acquietarsi staccatesi da fitti stormi, che prima, come impazziti, avevano sfrecciato altissimi intorno al vicino campanile della chiesa di San Pietro e sopra la distesa dei tetti di case e casupole connesse e incastonate come strette l'una all'altra sulla pianta, quasi ovale, del paese. Tra la ferrovia e lo stradone, una distesa muta di infinite tegole brune e ingiallite da croste di muschi secchi, che parevano sgrondare anche la luce del sole e del cielo per proteggere la fresca penombra dei modesti interni. Sui muri esterni, dove l'intonaco si staccava e cadeva, appariva il disegno regolare dei mattoni crudi, cioè di ladini, sovrapposti sfalsati uno sull'altro, che assumevano al sole quasi la stessa tonalità del fango secco dei nidi di rondine. Alcune vecchie cartoline panoramiche raccontavano di come, a guardarlo dall'alto del campanile, il paese apparisse quasi mezzo secolo prima. Una fitta trama di tetti a due falde, grandi e piccoli, di case attaccate una all'altra, quelle più umili e quelle più importanti, con logge, islollas, di fronte alla loro corte, saprasa, e le tettoiette dei loro portoni, in uno sviluppo uniforme dalla modesta armonia. Ciascuna addossata alle mura perimetrali o di cinta del vicino, con creazioni moltiplicatesi senza soluzione di continuità. Ovunque gli stessi moduli e le stesse forme, solo la disposizione e le superfici occupate mai uguali. Tutto terra e malta, legno e tegole, concepito da un istinto e con la cultura derivante dagli unici materiali un tempo disponibili. Architettura spontanea che all'espansione spesso privilegiava la suddivisione. Quelle cartoline con le viste del campanile nelle diverse direzioni raccontavano delle condizioni economiche e dei modi di convivere in una comunità che non sarebbe esistita ancora molto a lungo. Quel paese con poche migliaia di abitanti si sarebbe ritrovato ad essere poco più di mezzo secolo dopo una cittadina moderna. A passare in rassegna soprattutto gli aspetti quotidiani che contraddistinguevano la particolare umanità della popolazione. Molte cose potevano rivelarsi a ben vedere comuni, anche a tante altre realtà paesane e campinadesi di un tempo. Ai singoli le potevano rendere un po' diverse, soltanto i propri ricordi personali che avevano vissuto il loro ambiente come inconfondibile. Tante potevano essere le sensazioni condivise, non solo con familiari, parenti, amici e conoscenti, vicini di casa e con paesani in genere, ma anche con una comunità, anche più vasta senza nome, dimenticata di cui non restava alcuna traccia, la parte più umile della popolazione che costituiva la grande maggioranza, per la quale al loro tempo si prospettava soltanto una prosecuzione immodificabile del vivere con la percezione di una dipendenza quotidiana dalla fatica di un lavoro manuale.
Immaginando di vedere il paese dall'alto con i propri occhi e semplicemente riguardando di nuovo quelle vecchie cartoline panoramiche, foto scattate nel primo dopoguerra dai finestroni del campanile della chiesa di San Pietro, si sarebbe ricordato poi ogni volta, e anche questo forse non sarebbe mai successo se in quelle ore trascorse, quella mattinata su Monte Urpino, chi può dirlo, che quel giorno si era ripromesso di provare ad abbozzare finalmente anche una certa idea, ritrovandosi convinto che poteva essere importante, molto importante, anche più di tante altre cose, o anche questo importante soltanto per lui. Su a Monte Urpino, quel giorno a Cagliari, gli era passato per la testa infatti per qualche attimo anche un diverso modo di raccontare il suo paese. Nel rifletterci sopra aveva obiettato a se stesso infatti che non poteva bastare descrivere quel mondo come ambiente di una vicenda, perché non poteva essere soltanto una scelta di scenari e di visioni. Viveva quel mondo piuttosto come un sentimento predominante nei suoi ricordi di sensazioni e percezioni indissolubili da certi luoghi, angoli, ambienti. Si sarebbe però definitivamente convinto solo molto tempo dopo di quello che ad un certo momento aveva intuito da ragazzo, che per raccontare non una storia ma quel suo paese avrebbe dovuto trovare una forma diversa da un elenco o da un inventario di tutti i relativi dettagli unici, quelli che soltanto a lui di certi momenti e da particolari angolazioni potevano tornare in mente, dettagli unici che allo stesso tempo dovevano però essere riconoscibili e riscopribili anche da chiunque fosse appartenuto a quello stesso ambiente paesano antico. Si era accorto così che avrebbe voluto parlare soprattutto della fisicità materiale e dell'oggettività concreta, anche nei minimi dettagli di certe cose soltanto a seminesi e di alcuni paesaggi e dei dintorni, ma con una scrittura diversa che cercasse non solo di far vedere un po', ma soprattutto di far sentire certe cose. Continua tu. Dove siamo arrivati? Come raccontare allora in questo diverso modo il paese? C'era qualcosa di importante, oltre alle singole vicende umane e alle storie vissute lì. Si poteva riuscire ad andare oltre e provare a dire, o meglio a descrivere anche quello che si provava nel vedere, nell'udire, nell'annusare certe cose lì e forse soltanto lì. Bastavano degli accenni a evidenziarne l'inconfondibile unicità. Si potevano raccontare qualcosa del passato di un luogo anche senza cronache, senza valori catastali, senza dati anagrafici, senza verbali amministrativi, e i soprannomi chi scegliere, e i nomi delle strade e i numeri civici. In quelle strade fangose, dopo le piogge e buie di notte, poche erano quelle acciottolate, e stavano i profondi solchi delle ruote dei carri, e di giorno alcuni tratti erano completamente invasi da stoviglie di argilla, messe al sole ad asciugare, brocche, scodelle, fiaschi, vasi, salvadanai, per essere poi cotti nei forni a legna. A volte i cortili degli stregiaius, degli stovigliai, erano troppo piccoli. O l'apparizione dei pescatori, quando il pesce era ancora una roba per i poveri, con i granchi presi dallo stagno di Santa Gilda, cotti sul posto e contenuti nei sacchi fumanti da vendere per le vie. E le voci, la parlata autentica ormai sparita nel giro di poche generazioni e impoverita, non però la cadenza, l'accento, così come i tratti somatici che avrebbero impiegato molto di più a confondersi, a cancellarsi, a spegnersi, come un eco persistente. Oppure la musica che arrivava, si ballava in costume sulla piazza davanti alla chiesa, i muggiti dei buoi attaccati ai carri impavestati, il crepitio degli zoccoli delle gare a cavallo sulle pietre delle strade, al tempo in paese solo lo stradone, la via centrale che lo attraversava. Era asfaltato. Lo scampagnò molto veloce, festoso che sembrava non finire mai, a mezzodì, a mezzogiorno, e l'orologio illuminato del campanile a tarda notte con i suoi battiti sconsolati. E poi, come nel finale del capitolo in cui il protagonista del romanzo che stava scrivendo interrompeva una lettura per soffermarsi ad osservare le proprie mani, ecco venirgli in mente l'attimo in cui tutti,
uno dopo l'altro, anche sì, contemporaneamente, guardandosi le proprie mani, riconoscevano quanto fossero assolutamente inseparabili da tutto quello che provavano o desideravano. Accomunavano tutti, gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze, anche i bambini, quel senso delle proprie mani e quindi anche dei propri occhi. Ma in paese cosa lo distingueva da quello che succedeva anche altrove e ovunque? Lo distingueva un fatto molto semplice. Non avevano visto quasi mai esattamente le stesse cose e quello di non aver toccato tutti e tutte quasi mai più o meno gli stessi oggetti e probabilmente anche non provando le stesse sensazioni e le stesse emozioni e forse soltanto più o meno intensamente. Potevano essere occhi, ad esempio, che guardavano le mani impegnate a fare la punta di una canna o intenti a modellare un vaso fatto ruotare con il cigolio del pedale che azionava la cinghia di trasmissione. Occhi che guardavano le mani lavorare la pasta, dare forma al pane della festa. Occhi che osservavano le mani o guardavano fuggevolmente altri occhi. Occhi che si sentivano abbagliati dal sole o sentivano scendere una lacrima. Gli stessi occhi che vedevano lontano le donne con un grande copricapo che lasciava il viso all'ombra. Ma le mani erano più emozionanti, davano più piacere. L'argilla umida che assecondava la loro pressione, dando una sensazione liscia, di bagnato. La mano che toccava il seno bianchissimo scoperto in segreto, facendo esplodere nel petto l'emozione di un irresistibile desiderio. Gli occhi erano la sensazione di vivere, le mani ne erano il compimento, la consapevolezza appagante. Le mani davano il possesso della vita, gli occhi erano la visione dell'oggetto di un desiderio, le mani ne erano il mezzo per realizzarlo. Talvolta anche gli occhi appagavano la vita, la bellezza della linea dei monti all'orizzonte, ma contemporaneamente la mano si protraeva in avanti per mostrare con l'indice una posizione, o davanti all'immensità del cielo, ma allora le mani si protendevano verso l'alto. Ma in tutti questi casi, pensando a strade uniche, a casi impossibili da scambiare con altre e a visi inconfondibili, gli occhi vedevano anche le proprie mani giunte, gli occhi guidavano le mani al lavoro con il coltello, con un attrezzo, al buio soltanto gli affanni, le speranze, i ricordi ed ogni sentimento aveva un viso, il viso dell'amore, il viso dell'amicizia, il viso del rancore. Ogni uomo conosceva i propri sentimenti soltanto attraverso alcuni visi che apparivano lì. La gamma dei sentimenti di una vita in paese era una raccolta di ritratti di persone, di donne, uomini, ragazze, bambini e vecchi. E sgranare un grande rosario nero. Gli occhi avevano visto anche le proprie mani sollevare l'ostensorio d'argento che, colpito da un fascio di luce gettato da una finestra dai vetri colorati, emetteva bagliori variopinti. Gli occhi avevano visto il cavo delle proprie mani unite attingere acqua limpida dalla resorgiva all'ombra di un salice per dissetarsi. E a tutti quegli eventi attesi e a molti altri si doveva destinare una storiografia diversa, storiografia di visioni vissute senza stupore, di visioni la cui nitidezza aveva la sacralità del vero, di visioni che avevano la magnificenza e la modestia allo stesso tempo dell'unica realtà possibile alla luce del sole di uno di quelle migliaia di giorni quando i muri, le porte e le finestre, le strade di quel paese, non di un altro, potevano essere anche il segno della fragilità del sogno, perché solo ciò che gli occhi avevano visto avrebbe potuto essere un oggetto di una storiografia giusta di quei giorni, l'unica storiografia possibile riservata ad un solo narratore. Gli occhi guardavano le mani, gli occhi guardavano però anche altri occhi, e solo una storiografia così diversa avrebbe reso più reali e definitivi quei giorni, quelle migliaia e migliaia di giorni che sembravano non aver lasciato tracce evidenti e durevoli, giorni in cui la vita non aveva rivelato di se stessa che la promessa di una monotona continuazione sino al proprio esaurimento, mentre, sino ad allora, non sarebbe successo nulla di straordinario, ma sarebbe accaduto soltanto ciò che di quelle visioni confermava l'immutabilità, perché erano gli occhi a far vibrare l'anima della gente, del paese in quel mondo, l'unica anima destinata a sopravvivere, anima persistente, intessuta di tanti sguardi e di mani protese, occhi a centinaia, mani a centinaia, che confermavano la stabilità e la certezza di ciò che vedevano, di ciò che toccavano. Erano occhi che avevano visto anche le mani abili e sicure intrecciare Stregio e Venu, occhi che avevano visto mani callose con grosse unghie sporche collocare l'ultimo cavallino propiziatore di terracotta della fila sul colmo di un tetto,
occhi che avevano visto pulire con un lempo del grembiule il moccio dal naso di un bambino che piangeva scalzo con una pretellina giù, mani che avevano toccato al buio pelle nuda, morbida, splendente, liscia e bianca, mentre si udiva il ronzio delle mosche nel silenzio pomeridiano della stanza e sulla distesa dei tetti si diffondevano, fra il brusio del vento, il cigolio dei grandi rami di una palma, lo schiocco di una frusta, il raglio di un asino, in un interno invece una silenziosa carezza, poi fra tantissime cose possibili anche la sensazione come di un chicco molle avvizzito di uva passa nel prendere fra i polpastrelli del pollice e dell'indice il capezzolo di un seno abbondante, o per caso sotto una loggia un bambino singhiozzante che si calmava e mordeva un pezzo di pane, oppure anche occhi che avevano visto le mani svuotare in strada una bacinella d'acqua insaponata, che poi scorreva in un rivolo biancastro azzurrino in mezzo alla via in terra battuta dalla leggera pendenza, trascinando con sé un pezzo di carta, un fiore secco. E gli occhi e le mani della persona che un giorno aveva confezionato lo splendido abito da bambola per Santa Maria esposta nella vetrinetta della chiesa romanica di Uta? Sì, di lei invece, come avrebbe voluto saperne anche il nome, conoscerne anche il volto, vederne la figura impegnata in quel suo lavoro, riconoscerla con un viso forse, anzi certamente più bello di quello della statuetta seria della Vergine. Desiderare di vedere quella figura, quasi molto di più che ottenere un'intercessione della Vergine. Quella figura capace di confezionare un abito così regale ma dolce, bianco e punteggiato di ornamenti dorati. Quanti giorni vi aveva lavorato? Come non sognare di vederne il viso, contemplare il suo lavoro finito, quell'abito regale indossato da una statuetta sacra dall'espressione molto seria. Noi ringraziamo Hans la Seminese, possiamo dire così, però Hans non è solo questo. Hans è un germanista, traduttore e scrittore che vive a Gorizia. Era un docente di lingua e letteratura tedesca a Venezia e a Udine. Ha scritto fra gli altri una marea di testi, tra i quali questo, che a pagina 265 cita per l'ennesima volta la sua a Semini e dice: cercare di descrivere è a volte come un voler eseguire disegni, acquarelli, quadri e fotografie, usando però le parole ritenute giuste, adeguate, scritte una dopo l'altra, per raccontare quello che un giorno ho guardato o hai visto e non puoi mai dimenticare, anche se non esiste più. Grazie Hans. Grazie a tutti voi, grazie a Sabrina che ci trasporta, non ve ne andate ancora 2 secondi, che ci trasporta e che ci ha trasportato in passato in questo mondo. Grazie a Diego. Grazie a Silvia, grazie a Naike. Noi, il nostro novembre letterario sarà ospitato martedì prossimo a San Giovanni con Federica, che ci parlerà di una storia importante, l'Olocausto dimenticato. Questo festival letterario si chiama Racconti di storie di inchiostro e di zucchero. L'inchiostro ce l'abbiamo nelle pagine scritte, lo zucchero è quel modo di fare cultura con le nostre tradizioni che noi abbiamo voluto come associazione in collaborazione con Parrocchia Oratorio portare ancora una volta alla vostra attenzione. La scorsa settimana con Anna Rita avevamo i bunconetus, fuori dentro teneri e fuori un po' più duri. Questa volta abbiamo gli amaretti, e abbiamo gli amaretti perché Hans ci ha detto che era il dolce preferito dalla mamma e dalle zie, perché ricordavano il sapore degli amaretti con i mandorletti di Grogastu.
Quindi ancora una volta storie che si intrecciano, la cultura è anche sapore, la cultura va assaporata. Vi ringraziamo moltissimo per la vostra pazienza, moltissimo per essere presenti, vi aspettiamo martedì prossimo, ringraziamo il coro Campidano che ci ospita. All'uscita potrete gustare gli amaretti offerti questa volta dalla pasticceria di Gaia e potete trovare il libro firme per darci un segno tangibile del vostro passaggio qua stasera, con anche le 2 cartine pubblicitarie dei prossimi eventi a San Giovanni martedì prossimo e alla stazione ferroviaria martedì 25. Grazie ancora a tutti, grazie.